Io concludo per dire un augurio di coraggio, perché le cose che ha detto Mariano mi sento anche direttamente preso dentro per qualcosa di importante. E cercherò di avere in mente di fare la mia parte, che lo faccio non soltanto per il posto che occupo, ma per la verità che sento dentro. E guai continuano a dire, anche quando si trova in sedi ufficiali, se il problema è o di legge o di diritto oppure di soldi, guai però se perdiamo questa realtà profonda e vera. Io ho la possibilità di esservi solo vicino, ma esserci anche dentro qualche volta per cose che mi interessavano molto da vicino. Chi di noi sa cosa vuol dire, ecco, capisce che non si può perdere, non si può mettere in secondo ordine, mettere in prima fila queste realtà, questi problemi, questi aiuti che possiamo dare. Quello che dico è un grande incoraggiamento, ma lo dico anche a nome proprio della nostra diocesi di Centina. Mi fa piacere che tu abbia nominato con grande simpatia il nostro caro Pietro, il povero Piero, lui dice sempre il nostro vescovo nonno. Fa piacere questo ricordo che porti dentro, che ti anima ancora e che vediamo che non sia soltanto un ricordo, ma continui a essere anche una realtà significativa della nostra presenza, della nostra diocesi. Grazie a tutti, è un incoraggiamento grande, ma ci siamo.